Maria Amico ha scritto al prefetto di Agrigento e all'assessore regionale al territorio e ambiente per sollecitare un intervento per la tutela di Scala dei Turchi ritornata all'anarchia, afferma l'associazione ambientalista in una nota inviata alla stampa. Nei giorni scorsi si legge il Consiglio Comunale di Realmonte ha sfiduciato il sindaco Sabrina Lattuca. La cosa ha già inevitabilmente prodotto alcuni effetti negativi. Infatti, senza i necessari e programmati controlli, la Scala dei Turchi è stata nuovamente assaltata dai turisti. Tutto ciò avviene, sottolinea Maria Amico, in maniera completamente abusiva, senza che venga rispettato il numero previsto e contingentato dai visitatori, senza che vi sia alcuna sorveglianza e soprattutto senza che nessuno impedisca agli ignari turisti di invadere la zona ovest della Scala dei Turchi, che risulta interdetta alla fruizione perché pericolosa, poiché è a rischio reale di crollo. Purtroppo questa squallida operazione politica, evidenza l'associazione, cancellerà tutto ciò che di buono è stato fatto per Scala dei Turchi, per Realmonte e per l'intera provincia di Agrigento, come la riapertura dell'importante sito, la sua vigilanza e l'avvio dell'iter per realizzare la fondazione, e conclude come sia fondamentale riprendere il processo di civiltà iniziato ma che in maniera vergognosa è stato interrotto.